Siamo negli studi di Radio Venezia, accanto a me c'è Tiziano Graziottin per la nostra consueta rubrica Lo Zoom del Gazzettino. Questa settimana non possiamo non parlare della maxi retata nel mondo dei vongolari. Beh sì, anche perché ha avuto un eco notevole, no? Anche per quanto riguarda la pubblica opinione, perché diciamo la verità, un po' tutti abbiamo pensato a quel che mangiamo, e questo è l'aspetto più preoccupante, anche se va detto che questa operazione puntava soprattutto a individuare coloro che pescano in maniera irregolare o illegale, a quelli che insomma in qualche maniera sfruttano la laguna, sfruttano il mare e li depauperano in maniera gravissima. Però indubbiamente dalle intercettazioni soprattutto sono emerse anche proprio delle frasi molto, molto preoccupanti di grossisti che dicevano: mandateci quelle peggiori, quelle che costano meno, ed era chiaro il riferimento al fatto che erano pescate in modo illegale, e insomma tutto questo contesto un po' di preoccupazione la crea. Beh certo, va anche detto che insomma questa operazione, ha detto il procuratore capo, è servita per tranquillizzare chi mangia vongole, chi porta vongole sulle proprie tavole, perché è stato distrutto il 40% di fatto del mercato, e non so, c'è da fidarsi insomma. Beh insomma, anche vista le proporzioni della retata direi assolutamente di sì. Va anche detto purtroppo che in mezzo a queste persone che sono finite nei guai ci sono alcuni seriali, vorrei chiamarli, ovvero persone che da una vita pescano illegalmente oppure si comportano in maniera scorretta, perché lo sappiamo, perché ne abbiamo scritto più e più volte, e quindi insomma la speranza è che visto che sono stati individuati, visto che ci sono prove importanti sulla scorrettezza del loro comportamento, ci siano anche delle sanzioni adeguate che vadano poi in realtà a tutelare non solo i consumatori ma anche chi nel settore, e sono tanti e sono i più, lavorano con serietà e con onestà. Sì certo, hai ragione, perché c'è il sospetto che insomma escano molto presto, del resto ci sono stati solo 7 arresti in carcere, 17 domiciliari, quindi insomma fanno anche presto a rimettersi a fare i recidivi. Grazie Tiziano Graziottin, grazie a tutti voi per averci seguito con lo Zoom del Gazzettino, ci rivediamo venerdì prossimo.